Il tuo sorriso, la nostra luce, quello che lasci non va più via. Sono queste le parole scelte dalla famiglia di Vanessa a pochi giorni dall'addio, con i funerali che si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 14:30 nel Duomo di Castelfranco, città che la sera prima, come annunciato dal sindaco Marcon, spegnerà le luminarie di Natale in segno di vicinanza ai familiari, ma anche come messaggio contro i femminicidi. Sono giorni pesanti per l'intera Castellana a una settimana esatta dalla mattanza nella sua abitazione di Spineda di Riese della 26enne colpita a morte con 8 fendenti da Bujar Fandai, 41enne kosovaro ora in carcere a Santabona con l'accusa di omicidio aggravato anche dal fatto che Vanessa fosse incinta. Buon Natale a te piccolo, che la tua mamma ti culli tra le sue braccia lassù. Buon Natale a una Riese triste e ferita, il messaggio scritto sui social dal sindaco Matteo Guidolin, una vicenda che interroga quella di Vanessa con Simonetta Rubinato che pone una riflessione sulla comunicazione delle indagini. Cerchiamo di tenere presente che c'è una vittima, che quella vittima rischia di essere di nuovo in qualche modo devastata nella sua vita e anche ci possono essere dei riflessi dolorosi e di sofferenza nei confronti delle persone che l'amavano, dei suoi familiari. Ecco, io credo che si possa accertare la verità, che la verità sia davanti ai nostri occhi purtroppo con una grande evidenza. Certo i moventi sono importanti, ma non mi pare che ci sia molto da cercare in questo caso per capire chi ha ucciso chi e per quale amore tossico, possessivo, quello che vogliamo chiamarlo sia. Avvocato e politico, Rubinato dice di parlare da donna e torna sulla mancata adozione di provvedimenti cautelari a fine ottobre, quando una prima denuncia per stalking venne fatta da Ballan nei confronti di quello che poi si è rivelato il suo killer. Il garantismo bisogna cominciare ad applicarlo non solo all'indagato, ma anche alle vittime.